Ed ora, direttamente da Buenos Aires, voglio chiamare qui con me Silvio Grand dell'Associazione Tango Cochabamba 444. Ecco a voi Silvio Grand. Ciao, piacere. Ciao Silvio, piacere, grazie a lei, è Buonasera. veramente un onore averla qui con noi. Io voglio che partiamo un po' dall'inizio per chi non conosce appunto la sua storia. Mi racconti brevemente come è partito? Perché io so che lei ha un percorso anche trentennale, no? Sì, ho cominciato, a me è sempre piaciuto il ballo, il teatro, già fin da piccolo avevo un padrino di battesimo mio che era attore, si chiamava Carlos Marchi, lavorava in cinema in Argentina e anche italo-argentino, no? Sapete che molti argentini abbiamo la mamma, la nonna italiana. Sì. E allora, questo a me piaceva tantissimo, il teatro, andavo a vederlo e così piano piano mi sono messo a studiare il teatro, dopo sono arrivato alla danza e a 15 anni già ballavo il tango argentino e ero tra bambino e adolescente, ho cominciato a ballarlo, mi è piaciuto molto, a 18 anni ero già in Giappone. Wow! Insegnando il tango, comunque sì. Devo dire adesso che sono passati tanti anni, stavo proprio a un inizio, stavo facendo le mie prime esperienze, però avevo molto coraggio. E perché ha soprannominato appunto, parlando appunto della sua passione e tutto, perché Cochabamba 444? Allora, Cochabamba 444 è la nostra associazione, un'associazione sportivo-culturale, e ha preso questo nome una via che si chiama Cochabamba al centro storico di Buenos Aires, San Telmo, no? Sì. La zona vecchia della città, la via Cochabamba, al numero civico 444 c'è un locale storico dove ancora si può imparare a ballare tango, ci fanno le milonghe, no? I balli sociali diciamo, e quindi vi ha dato quello scatto? Negli anni 90 questo locale era in pieno boom, furore, e Alberto Muraro, che è diciamo, il presidente dell'associazione, Marta Lorenzi, io, come in omaggio, direi, un modo di ricordare, comunque non è ricordare perché esiste questo locale, abbiamo scelto il nome di Cochabamba 444, bellissimo, che è un indirizzo. Bello, e cosa vi distingue dalle altre associazioni di tango, la sua scuola? Noi siamo una scuola stabile di tango argentino, tango, milonga e vals, ma abbiamo come un obiettivo molto culturale, di sviluppo culturale, organizzare concerti dal vivo nelle piazze, grazie un po' all'assessorato alla cultura di Padova possiamo utilizzare le piazze, organizziamo un festival ogni anno nel mese di giugno, invitare delle orchestre, cosa che portare un'orchestra di 10 strumenti, dell'Argentina, anche ci sono delle orchestre di tango italiane. E molti di questi eventi sono di ingresso gratuito anche perché voi argentini, per chi lo sa, ormai lo sappiamo tutti che avete quel passo in più, no? Quel ballo, quel sangue diverso, no? da un po' tutto il resto, quindi io so che comunque anche ci ha portato dei suoi ballerini che sono anche molto giovani, molto no? giovani, molto giovani, Valentina e Diego, che insegnano anche nella nostra scuola. Insegnano, quindi lei ha insegnato a loro e da tramite loro hanno iniziato anche loro, giusto, a ballare? Comunque hanno studiato con me, hanno studiato nella nostra scuola, ma comunque hanno studiato. E cosa ci balleranno a adesso? Buenos Aires. Un tango che si chiama Emancipación dell'orchestra Osvaldo Pugliese, una milonga che si chiama El Chorón, quello che piange molto, comunque si chiama così, quello che piange molto, ma comunque è una milonga, è molto divertente, un ritmo molto agile. E poi anche, se volete, un vals così come il valzer, no? Un, due, tre, però suonato da un'orchestra di tango. Fantastico, allora lasciamo a loro il palco, a Valentina e Diego.
Facciamo un grandissimo applauso a Valentina e Diego, due giovani artisti. Bravissimi, complimenti. Ecco a voi, Cochabamba 444. Ed eccoci ritornati, appunto, continuiamo con i nostri ospiti a farli, diciamo che si manca anche pochissimo alla fine della puntata, continuiamo con le nostre domande con Giorgio Barbuiani, che stavamo parlando appunto dei libri che ci ha portato, se vuole spiegarci brevemente quali sono le sue sorprese di oggi. Sì, grazie. Allora, questo è un libro, li ha scritti tutti e due il nostro ex direttore, l'ingegner Lino Tosini, Sì? che è stato direttore del consorzio per diversi anni. Qui ha voluto scrivere un libro sui 60 anni di bonifica del Delta del Po, spiegando un po' tutta la storia della bonifica, come è nata, che evoluzioni ha avuto. Mentre questo qui rappresenta un po' un gioiello del sistema bonifica che abbiamo sul Delta del Po, che è la prima idrovora che è stata realizzata. Siamo nel 1904, quando ancora era difficilissimo fare agricoltura perché i terreni venivano costantemente allagati dai fiumi che esondavano, e è stata creata questa opera che è bellissima da vedere, è diventata un museo adesso, è un'idrovora che allora non c'era energia elettrica, quindi doveva funzionare bruciando qualsiasi cosa potesse arrivare, anche da canna palustre, e aveva delle caldaie che bruciavano il carbone o anche se non c'era il carbone queste canne palustre, fino a quando per azionare delle turbine e quindi azionare delle pompe per sollevare l'acqua e bonificare il territorio. Wow, quindi parliamo Poi di un anno. negli anni 90 è stata dismessa, è stata trasformata in museo regionale della bonifica con dei finanziamenti regionali. Sì. È bellissima da vedere, è aperta al pubblico dai mesi di marzo a ottobre e dà proprio un'idea di cosa ha dovuto fare l'uomo per poter abitare in queste zone, per poter creare agricoltura, per poter coltivare, per poterci vivere. Molto interessante, anche perché parliamo di un anno storico, ma di tantissimi anni fa. Signor Barburiani, le chiedo, quali sono i prossimi interventi programmati nella zona nord ad oggi? Allora, il consorzio è costretto a, come dicevamo prima, a trovarsi con delle sfide molto complesse. Immagino. Proprio una delle sfide con cui ci troviamo a confrontarci ogni anno è quella, per esempio, essendo un territorio basso, è quella della risalita del cuneo salino. Cos'è la risalita del cuneo salino? È il mare che entra dentro i fiumi. Ok. I nostri agricoltori usano, tramite noi che la distribuiamo, l'acqua di questi fiumi per l'irrigazione, che è molto importante per poter coltivare, per poter creare appunto questi prodotti. E con questo problema della risalita del cuneo salino, se l'acqua è salata non può essere utilizzata per l'agricoltura. Quindi il consorzio cosa ha fatto? Fin dagli anni 80 ha cercato di trovare delle soluzioni con delle collaborazioni con l'Università di Padova. Sono stati progettati e realizzate 3 barriere mobili alle foci dei rami dei fiumi, quelli principali da dove veniva prelevata. Queste barriere in acciaio però abbiamo visto che riescono sì a fermare l'acqua del mare, ma continuando ad abbassarsi il terreno diventano insufficienti per le condizioni attuali, e quindi adesso in futuro dovrà pensare delle altre opere più costose, delle opere che anche più difficili da realizzare. Sì, perché si arriva a un certo punto che bisogna pensare soprattutto anche all'innovazione, puntare su quello, no? E puntare su quello, e quindi dovrà ottenere dei finanziamenti specifici proprio per realizzare delle opere di contenimento e per fermare l'acqua salata. Ok, grazie.
Grazie signor Giorgio. Poi comunque le lascio un'ultima domandina da parte prima di finire il programma. Passiamo la parola a Chiara Dossi, Presidente di Confagricoltura Donna Veneto. Secondo lei, signora Chiara, come sta cambiando ad oggi l'agricoltura veneta negli ultimi anni? Sta cambiando tantissimo. L'agricoltura degli ultimi anni è in una fase di evoluzione velocissima, motivo per cui chi fa agricoltura adesso deve essere preparato, deve essere molto molto disposto al cambiamento, deve avere capacità di adattamento notevoli. E mi ricollego fra l'altro al discorso della bonifica, provenendo io poi fra l'altro da quelle zone. Ci deve essere una sinergia continua anche con non solo il mondo rurale, deve comunque approcciarsi a tutto quello che riguarda tecnologia e innovazione, per cui serve davvero anche una apertura al mondo della ricerca e al mondo della scienza. E secondo lei cosa manca ad oggi ancora per avere una piena parità nel settore, secondo lei? Ma io penso che in realtà il problema della parità di genere nel nostro settore sia dovuto, sicuramente è un problema di cultura, di retaggi anche derivanti da una certa educazione, perché ci si trascina da secoli. Anche in modo provocatorio mi piace dire che adesso che per fare agricoltura non serve più solo la forza, ma serve anche tanta testa. Assolutamente. È arrivato anche il mondo delle donne, ma non perché gli uomini non ne abbiano, ma perché comunque da questo punto di vista qua riusciamo ad avvicinarci di più a questo mondo. Ma è un problema prevalentemente culturale che per me piano piano si sta anche evolvendo. È un problema anche di numeri, perché comunque finché le imprenditrici agricole erano poche, ovviamente era anche più fatica a fare sentire la propria voce. Più si cresce di numero, ma questo vale per tutti i settori, non vale solo per il settore. Nel momento in cui le donne cominciano a essere più numerose, ovviamente riescono a far sentire. Esatto. Va bene, grazie mille signora Chiara. Passiamo appunto la parola a Massimo Careddo, che ci ha parlato un po' della sua vita, no? Del suo percorso, di come è riuscito appunto a trasformare la sua idea, il suo proprio sentimento, ciò che sentiva dentro, ad essere l'uomo che è oggi, che giustamente è un personal trainer, no? Adesso, un preparatore atletico della nazionale. Quindi è bello anche che lei sia un personal trainer, ma soprattutto riesce anche a trasmettere, ad aiutare altre persone che stanno passando un momento difficile o che almeno una volta nella vita hanno avuto un momento buio, no? Sì. E le chiedo, signor Masso, qual è il momento più delicato che ha scelto, secondo lei, di condividere nel suo libro, parlando del suo libro, no? Allora, che è stato un po' più doloroso scriverlo. Sicuramente le prime pagine sono state veramente impegnative, perché quando ho finito di scrivere il libro l'ho riletto prima di pubblicarlo. Sono stato 3 giorni indeciso se pubblicarlo o no, perché noi pensiamo quando succedono determinate cose ci facciamo forti di quello che siamo oggi, di lasciarci alle spalle il nostro progresso. Invece una volta che ho finito il libro, l'ho riletto, sono stato 3 giorni a piangere e avevo paura di togliere quella corazza che ormai mi ero costruita, no? Nessuno sapeva più il mio passato, ero la persona affermata, il preparatore atletico, gira il mondo, l'atleta internazionale che ancora si mette in gioco, a dire ok, fermiamo il mondo, io vengo da questo passato. Quindi quella è stata la parte più toccante per me, per dire ok, mi metto in gioco oppure no, ma nel libro ho scritto anche da che famiglia provengo, tra cui mio papà, che ho scoperto che gli mancava una gamba, io l'ho scoperto che avevo 13 anni, e lui ha perso una gamba all'età di 12 anni mentre andava a scuola.
e lo vedevo che si svegliava alle 4 del mattino e tornava a casa a mezzanotte, l'una, e molte volte lo vedevo zoppicare e non mi spiegavo il perché, no? Sì, sì, sì. Quindi tutte queste sinergie di una famiglia che mi ha dato tanti valori, ho detto perfetto, se io metto a nudo la mia vita, per quanto mi può far male oggi, sarò esempio per mio figlio, ma posso salvare qualcuno che oggi non ha le forze. Per quello io gli ho fatto una domanda, perché lei ha avuto il coraggio di capire che il silenzio non protegge, ma imprigiona noi stessi. Vero. È come quando devi dire qualcosa e hai detto, ma perché devo stare in silenzio? Devo tirar fuori quello che ho dentro ed aiutare tantissime altre persone che magari stanno passando quel stesso suo momento, quel stesso suo vissuto. Cosa direbbe oggi al ragazzo che è stato passato? Che come ho scritto anche lì, ho fatto una lettera analizzando me ad oggi, quindi analizzando quella persona che si è voluta male, no? Che ha voluto male la sua anima, perché per stare al centro della società, ritornare a essere quel ragazzo spensierato, paradossalmente mi autoprendevo in giro, mi deridevo nei confronti dei miei amici. Per quale? Per essere accettato, no? E quindi io oggi mi perdono, perché nella mia vita ho detto, ho fatto tantissimo male alla mia anima, ma oggi sono riuscito a curarla e grazie a un passato così importante posso aiutare qualcuno, e quindi do quel sollievo alla mia anima per dire, hai sofferto tanto, ma oggi sei quella persona che può aiutare tanto. Io direi al posto di sofferto, perché a volte soffrire aiuta, anche se ci fa male, a tutti noi fa male soffrire, però è uno step in più. Io direi al posto suo di non essermi amato abbastanza in quel momento. Vero. Perché lei adesso si ama completamente, quindi... Grazie di cuore. Niente, dopo comunque le faccio l'ultima domanda, passiamo a Roberto Ciriotto del Bar Perla di Via Mestre. Ci ha parlato appunto che la moglie è strepitosa a fare questa maionese, speriamo un giorno che ce la porti Fantastica. qui, che ce la prepara al momento, perché così... No, ci vogliono, perché ci vogliono dei macchinari per farla. Direttore, portiamo i macchinari, che problema c'è? Venite voi da noi. Volentieri assaggiamo questi strepitosi tramezzini. Qual è secondo lei la proposta che sorprende di più chi entra per la prima volta nel suo Bar Perla? A prima vista i 40 e passa tramezzini che abbiamo in vetrina. Immagino. Perché abbiamo un muro di tramezzini su 3 piani, per cui quello fa colpo. Ne abbiamo centinaia messi là in vetrina. Per cui. Allora, io sarei più da prosciutto e funghi, no? Quello più semplice, il classico che esiste da tantissimo tempo. E il suo preferito qual è? Il messicano, perché la spianata calabra, peperoni ai ferri e un po' di tabasco. Per me. Beh, quasi quasi, visto che abbiamo il piccante, quindi quasi quasi ci ripenso. Il top. No, ma comunque ne abbiamo tanti di buoni. È quello che chiedono di più in assoluto. Beh, quelli che vanno dietro per la maggiore sono sempre i soliti. Infatti immagino che quando ho detto prosciutto funghi, mozzarella prosciutto, l'ecologico, che è uova alla tua, pomodoro, la porchetta, ma ne abbiamo tanti. E qualche abbinamento che magari ha mai fatto, che è sembrato strano anche lei, che però che è uscito bene? Noi facciamo il Peter Pan, che è un porchetta, pomodorini secchi e formaggio. No, porchetta, cotto alla brace. Pomodorini secchi? No. Cotto alla brace con zucchine e formaggio. Oppure facciamo lo stesso abbinamento con la crema di tartufo. Interessante. E allora quello è cotto alla brace, crema di tartufo e un formaggio particolare. Fantastico, allora, quindi purtroppo siccome ne ha così tanti in mente... Sì, mi sono un po' confuso perché è normale. Ne abbiamo fatti tanti un po' particolari. E qualche progetto per il futuro che avrebbe in questo momento? Progetti per il futuro, siamo un po' avanti con gli anni. Magari un nuovo macchinario, non so. Comunque noi siamo sempre in evoluzione. Bene, questo è importante. Come locale, abbiamo rifatto il locale 4 volte, per cui ultimamente abbiamo fatto tendaggi. Sì. Siamo sempre in evoluzione, sia con
con il lavoro che con l'ambiente. Cerchiamo sempre di adeguarci. Da 50 anni aperti. Sì, Direi sono una veramente cinquantina un grande... d'anni. Io sono là dall'89, però i miei soci sono i miei altri 2 soci sono dall'80. Comunque è una bella pacca di anni. Complimenti. Bravo. Si pensa È per sempre quello comunque... che ci conoscono tanto, a parte che sì, siamo siete una realtà mosca storica. bianca nel sistema, perché Sì. Siete una realtà storica, dopo tramanderete i figli, quindi passeranno tanti quegli i anni. figli sarà molto dura perché i figli purtroppo non intendono, infatti il problema è quello, non far morire La vostra storia, il vostro bar, no? cioè tramandarla a qualcun altro, insegnare. Sì, ecco perché la maionese bisogna farla Comunque conoscere. abbiamo anche il pane La che ce lo moglie. portano caldo alle 6 del mattino, cioè non abbiamo niente di Sì, che diciamo non di sia conservanti. fresco. Sì, tutto fresco fatto. Noi facciamo tutto, infatti dal mattino siamo sempre che li facciamo. Sempre in movimento, sempre cose nuove. Complimenti. Grazie mille signor Roberto, e ora è arrivato il momento di Cochabamba 444, che adesso andremo a chiamarli. È molto bella appunto la storia, per chi ha sentito di Silvio, prima di Silvio Grand, veramente un grande esempio. Da Buenos Aires, pensate che lui è italiano e argentino, e ha un percorso veramente trentennale, una carriera alle spalle veramente importantissima. Voglio chiamarle qui con noi, adesso vi ricordo anche i nomi: Valentina D'Ambra e Diego Coloma. Lei ha 20 anni e Diego ne ha 28, che faccio veramente i miei complimenti. Ed ora è arrivato il loro momento, li voglio chiamare qui sul palco. Bravissimi! Ed ora pubblicità.